Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi in una live streaming di Sibille Interattive gratuite. Mi raccomando, se volete fare una domanda, domande con nome e data di nascita e poi che la domanda sia ricca di particolari per fare in modo che le nostre sibille si possano collegare alla scia energetica. Come ogni volta che ci incontriamo, via il vostro Marietto incomincia a spiegare. Per quelli di Face che sono collegati, mi raccomando, iscrivetevi alla piattaforma StreamYard, perché noi adesso lavoriamo su determinate piattaforme, cioè, ovvero StreamYard è la piattaforma di base e ci colleghiamo a due canali, canale YouTube di Hildegarda, canale YouTube del vostro Marietto e anche a dei gruppi Face dove ci permettono di appunto dare il nostro servizio gratuito, che sono poi praticamente le conoscitive. Quindi mi raccomando, nome e data di nascita. Per quelli di Face purtroppo si devono iscrivere alla StreamYard, è gratuito, non costa nulla, basta cliccare e fare i vari procedimenti che spiegano. Bene, vi ricordo anche che noi abbiamo un sito, il Hildegarda Marietto Veneziano, questo è il sito del capitano. È un sito su cui è diventato un punto di riferimento per più di 2-3 mila persone ogni mese dove vanno a scaricare gli ebook che il vostro Marietto Veneziano ha messo in pista dal 2015. Questi ebook hanno circuiti radionici, quadranti e radiostesici, sono gratuiti e tutti possono avere questa possibilità di poterli usare. Si plastificano e via. Ne hanno già scaricati 175.000 di questi ebook e in più bisogna dire che il vostro Marietto con Hildegarda poi dal 2016-2017 hanno regalato all'umanità più di 2 milioni e mezzo di circuiti radionici, quadranti e radiostesici gratuitamente. Bene. Nella sezione poi del sito abbiamo anche la sezione shop dove si possono acquistare dei prodotti, tra cui i riti operativi magici e anche il ciondolo magico del prezzo 150 euro più 10 euro di spedizione. Nel sito ci sono tutte le spiegazioni. Andiamo avanti. Ripeto, per quelli di Facebook che vogliono fare la domanda, no? Oltre alla data di nascita devono iscriversi a StreamYard, perché vedo alcuni che mettono solo la data di nascita degli amici di Facebook, ma non mettono né la domanda né praticamente non si iscrivono a StreamYard. Mi raccomando, il link è sopra per quelli che sono su Face. Bene, vediamo un po'. Ad esempio, allora iniziamo un po' con la prima domandina e vediamo chi è che accede alla prima domandina, perché vi ricordo che essendo una piattaforma non vediamo in quale canale o quale gruppo, cioè riusciamo a distinguere se Face o YouTube, ma non di più. Benissimo, iniziamo subito con togliere questo e mettere la nostra logo. Bene, la prima domanda a cui noi possiamo arrivare è quella della nostra Michela, la nostra Michela McQueen, che fa una bella domanda. Buongiorno, festa tesoro, chiaramente fai complimenti e poi via, una domandina. Come passerò queste feste? Nel 73 la nostra Michela. Bene, vediamo un po'. Vediamo se ci sono delle domandine. Claudia. Ok, Claudia fa così. Stella. Saluto intanto la Simona Mancuso, la Stella, la Marina, Claudia Giusti, Elisa Sorrentino, Cassiopea. E via. Andiamo avanti, rispondiamo alla nostra Michela McQueen che ci dice come andrà questo periodo delle feste. Questo periodo delle feste passerà, come passerà. Via, vediamo un po'. Allora, sì, bene, no, male. Vediamo un po' come passerà queste feste la nostra Michela McQueen. E insomma saranno delle feste un pochettino impegnative, ma vediamo con le sibille
cosa ci prospettano le nostre sibille. Per la nostra Michela McQueen vediamo un po' cosa dicono le sibille. E c'è qualcuno, Miki, che ti spia, c'è tantissima energia che dovrai mettere in campo, e quindi vedo che la situazione, insomma, saranno delle feste impegnative perché vediamo militare con strategie, saranno delle feste che, insomma, sarai sempre sulla breccia, sarai sempre nei posti di combattimento, e vedo anche gente che ti spia, insomma, sono delle feste importanti, delle feste che sembrano quasi un crocevia, un baluardo, ma vediamo un po'. E ti vedo sospirare, sembra che, ma vediamo un po'. Insomma, sono delle feste. Ci saranno dei cambiamenti in queste feste, Michele, ci saranno dei cambiamenti importanti, mi sa. Ma andiamo a analizzare le nostre sibille per la Michela McQueen. La Michela che, come detto, vediamo un po', è del 73. Allora, vediamo già che, vedi, è malato, morte, insomma, poi c'è amore e famiglia, quindi diciamo che il passato, il preparativo alle feste, chiaramente ci saranno degli alti e bassi. Poi tu vedo qui nella linea presente una situazione che pensi che vada male, però vedo che sei una donna che ti attivi, che fai molte, come si dice, sei operosa, sei una donna che non ti arrendi facilmente, e vedo che avrai sicuramente delle conversazioni con persone piacevoli, molto probabilmente avrai sicuramente dei contatti nelle feste positivi. Poi dopo, diciamo, perché le feste sono qui, fai 7-8 giorni, ancora 10, facciamo fino al 6 gennaio, diciamo che questo periodo è estremamente positivo, sebbene tu parti un po' demoralizzata. Poi vediamo il futuro, che ti arriverà un messaggio e ci sarà qualcosa di negativo. Dopo le feste vedo che molto probabilmente ti arriverà qualcosa che non ti farà far salti di gioia, molto probabilmente la perdita di qualcosa a livello finanziario, però tu sei una donna forte. Però purtroppo ci sono dei blocchi, quindi io vedo che le feste più o meno le passerai bene, poi ti arriverà una comunicazione ufficiale, molto probabilmente una raccomandata, e vedo che la situazione diventerà un po' pesante, però sei una donna virtuosa. Il finale, com'è? L'importante è il finale, vedo che sei pensierosa, forse ti darà una mano una persona, come si suol dire, che già conosci, e ci saranno delle bugie, tra virgolette, che cambieranno attitudine, e avrai più o meno l'aiuto di qualcuno e un cambiamento. Quindi, diciamo così, queste feste saranno all'insegna, all'inizio della positività, e poi purtroppo ci saranno delle situazioni tramite un messaggio, una raccomandata, qualcosa che insomma ti lascerà un po' pensieroso, però avrai la mano di una persona grande che ti cercherà di aiutare da queste bugie. Ci sarà un cambiamento positivo, molto ovviamente. Quindi non è tutto male, c'è sicuramente qualcosa di positivo che bolle in pentola. Andiamo avanti, vediamo un po' cosa, altre domandine delle nostre amicizie, fatemi analizzare. Allora, vedo che c'è la nostra stella, non c'è una stella, visto che siamo sotto la stella, che è pure azzurra, dorata, che si chiama Cinzia, è del 72. Vedo che la nostra stella ci fa una bella domanda. Poi c'è uno di Facebook, Andrea Gambardella, che fa una domanda su Face, e lui si è iscritto, giustamente sarà il prossimo. Vediamo un po'. Vediamo un po' la nostra stella, che poi tra l'altro, guardate cosa fa la nostra stella, ci dà anche il buon feste. Grazie Stella, fa sempre piacere questi incoraggiamenti, buone feste. Bene, andiamo a vedere un po'. Buongiorno Marietto, sono Cinzia del 72, vedi un amore per me in futuro?
Quindi si presuppone che l'amore non c'è in questo momento. Cioè, è chiaro che non ci voleva un Einstein a capirlo, però per il pendolino è meglio essere chiari. Beh, vedo qualcosina, Cinzia. Cinzia, vedo qualcosina che sta per arrivare. Vedo qualcosina che sta per arrivare, cioè più che io il pendolino. Vediamo un po' il pendolino cosa ci dice. Allora, vediamo se questo amore sta per arrivare, se è una cosa seria, se magari è una perdita di tempo, ma analizziamolo con le nostre sibilline. Aspettate che metto bene a favore di camera. Vediamo un po' la nostra stella, cosa ci dice. Voilà. Allora, Stella, vedo che sei una donna forte, no? Hai superato dei momenti difficili, il taglio è importante in questo caso qua perché si vede che hai superato momenti molto difficili e sei una donna virtuosa, vittoriosa. E certo che non è stato facile perché vedo la disgrazia, blocchi importanti. Il taglio ci fa già capire che è una mezza via. Sei stata malinconica per colpa molto probabilmente di una donna che ha fatto qualche disastro, ma vedo che c'è qualche ritorno. Vediamo un po'. Allora, la domanda della nostra stella, della nostra Cinzia, scusate, è se vediamo un amore in futuro. Allora, il passato è questa linea qua. Nel passato bisogna dire che hai avuto dei momenti, insomma, in cui ti sentivi sola, in cui ti sentivi un po' trascurata, abbandonata, insomma, malinconica. E però vedo che una donna ti ha attaccato, c'era qualcuna che o tu l'hai visto o no, e secondo me non l'hai vista, ti ha attaccato in modo potentissimo. E tu su questa cosa hai riflettuto, oppure c'era un uomo vicino a te che rifletteva su questo attacco. Però diciamo che il passato ultimamente è stato un pochettino estremamente impegnativo. E sono ancora elegante dire impegnativo, perché effettivamente la cosa non era facile da superare. Nel presente vedo che c'è qualcosa di positivo, forse un ritorno di una persona che hai già conosciuto, vedi qua, il ritorno. Però vedi, come si dice, questa carta che è il vedovo è in mezzo a due carte estremamente positive, quindi sembra che avrai un ritorno di una persona che effettivamente hai già conosciuto nel passato e sembra una cosa solida. Sembra che sia una persona nel presente, quindi a momenti dovrebbe farsi vivo, no? Mettiamoci così, una persona che effettivamente conosci già. Per il futuro ci sarà qualcosina da mettere a posto, bugie, perché questa persona che tornerà molto in mente non è una persona attendibile. L'amore è una cosa soggettiva, i sentimenti sono soggettivi, però io vedo che è una persona un po' narcisista, una persona che vuole tutto per sé, vuol prendere e basta. Infatti, vedi, sarà un amore un po' ammalato e tu avrai paura di perderlo e lui ti spierà, quindi questo ritorno, se ritorna qualcuno prossimamente, tienilo lontano perché effettivamente resterai delusa da questo personaggio. Però la domanda è se vedi un amore, è il finale quello che conta alla fine. Quindi il prossimo che arriva, che è un ritorno, molto probabilmente lascialo stare perché il santo non vale la candela, però il finale è quello che importa. Vedi, c'è qualcuno che ti pensa, che è nel tuo giro delle amicizie e vorrebbe creare veramente qualcosa di importante per te e te lo comunicherà. Quindi la domanda della nostra Cinzia, c'è un ritorno? Il marietto può dire di sì, c'è effettivamente qualcosa di importante che sta bollendo in pentola, non è per domani, oggi in questo periodo qui di feste così incontrerai molto probabilmente una vecchia fiamma o qualcuno che già conosci, ma non è un amore, è una cosa un po' frivola, è un personaggio che, cioè il santo non vale la candela. Bene, quindi adesso rispondiamo anche a un amico di Face, no? Un amico di Face che ci segue e ha fatto tutti i passaggi giusti e si chiama, è il nostro Andrea. Ha scritto il nome per ricevere denaro. Fa una domanda, vediamo un po' se il nostro Andrea riceverà
del denaro, del 91. Vediamo un po' se Andrea riceverà del denaro. Ma sembra che fra un po' dovresti, o nel futuro prossimo, qualcosina dovresti ricevere. Io adesso di Andrea non so niente, però effettivamente Pendolino sembra che dica che dovrebbe ricevere qualcosina. Vediamo un po', se poi è nei prossimi tempi oppure fra 20 anni, perché Pendolino sapete che vede alla fine della fiera del disegno la cosa, quindi non ha un tempo, cioè, ovvero si può anche andare a vedere col pendolino, ma questa non è la sede. Sapete che se volete un consulto sono 20 euro 45 minuti e lì potete fare tutte le domande del caso. Ma vediamo un po' per il nostro Andrea se riceverà del denaro nel prossimo. Beh, in questo momento sembra che un affare non sia andato in porto, o c'era qualcosa dietro le quinte che stava bollendo, però si vede che c'è un blocco, dipende adesso dalla stesa. Sembra, visto che stiamo parlando di soldi, la stanza è sempre una sibilla positiva, no? Però c'è subito dietro un blocco, la morte, un cambiamento. Quindi adesso vediamo se questo cambiamento sarà positivo o è un cambiamento che porterà a delle situazioni difficili. Vediamo il nostro Andrea, di Face, che ha fatto tutti i passaggi. E Andrea, allora, vediamo un po' così. Beh, nel passato hai lavorato molto per avere dei denari. Vedo che sei stato anche aiutato molto probabilmente da una persona che ti voleva bene, una persona sembra importante e sembra quasi che hai cercato più volte, in un certo senso, di raggiungere lo scopo di avere soldi, però vedo che lo vedevi sempre sfuggire questa grande opportunità. Nel presente, fra un po' dovresti ricevere dei messaggi nuovi e ci sarà un cambiamento. Quindi non so se nel passato ti hanno promesso qualcosa o hai lavorato o hai giocato, però vedo che fra un po' dovresti ricevere più di messaggi o da una donna giovane oppure dei messaggi nuovi, perché la giovane donna può essere in un certo senso interpretata come una novità, oppure proprio una donna giovane della tua età che ti manderà dei messaggi o per un viaggio o per un cambiamento, ma questo cambiamento non sarà positivo, perché vedo che ci saranno delle situazioni in cui tu avrai delle perdite di denaro, in questo caso qua. Perdite di denaro importanti anche. Non vedo arrivare in questo con le sibille, ricordiamoci, Pendolino vede alla distanza, magari anche alla fine della nostra vita riceveremo magari un'eredità importante verso i 60 anni, ma le sibille entrano nel raggio di 6-12 mesi massimo e diciamo che nel prossimo futuro dovresti ricevere dei messaggi che non sono incoraggianti, anzi, vedi, perdite di denaro, qualcuno che cerca di aiutarti e poi c'è un amplificatore che ci sta a indicare che la situazione è difficile. Poi vedo che tu speri o per un lavoro o per un libero professionista, tu speri di raggiungere un obiettivo e sembra quasi che ce la fai. Bisogna dire che per raggiungere il denaro tu nel futuro lavorerai molto, no? E sembra che raggiungerai degli scopi importanti. Vedo anche una persona che cercherà di frenare questo, ed è una donna, questo tuo raggiungimento di denaro, però tu sei una persona positiva, speranzosa e molto probabilmente qualcosa arriva. Bisogna dire una cosa, che quando il negativo è in mezzo a due positivi, sembra che la cosa vada nella direzione giusta. Entro un anno molto probabilmente dovresti ricevere qualcosa di importante. Però fra un po' riceverai invece una notizia che molto probabilmente non ti sarà di aiuto, anzi sarà positiva, una notizia estremamente negativa. Quindi diciamo che entro un anno dovresti vedere arrivare qualcosa di interessante, importante. Però prima di quel periodo ci saranno situazioni che non ti piaceranno e saranno estremamente
negative, cose che non ci si aspettiamo. Bene, andiamo avanti. Vediamo un po'. Adesso faccio analizzare il maglietto e le domandine e vediamo un po' cosa c'è. Vediamo un po' cosa. Allora, vediamo la nostra Simona. Aspettate un po', la Simo. Fatemi vedere un po' la nostra Simona dove è andata, che ha fatto una bella domanda. Simona. Aspettate un po', cari amici. Simona cosa dice? Voilà. Allora, la Simona del 79 chiede se ci sarà una storia bella e duratura con Paolo del 70. Adesso che mi bevo un pochettino di caffè perché questa è una domanda impegnativa, devo prendermi un po' di caffeina. Vediamo se ci sarà questa storia duratura con Paolo. Allora, il pendolino mi sembra che timidamente è andato sul no, però vediamo le sibille cosa ci dicono, cosa ci raccontano di questa storia. Allora, ho già visto che Paolo è un po' tirchietto di sentimenti, però vediamo un po' con la nostra Simona cosa può succedere. Allora, comunicazioni. Allora, il taglio è estremamente positivo, il taglio fa capire che c'è voglia di raggiungere l'obiettivo, c'è voglia di raggiungere un'unione, però bisogna vedere se da parte anche di Paolo o anche tua, perché come succede spesso si nasce incendiari e se ne va via pompieri. Allora, vediamo un po' sto Paolo cosa mi combina. Allora, vediamo un po' se ci sarà qualcosa di duraturo in questa faccenda. Ma vedo che nel passato lui ha pensato a quest'unione, sicuramente in un certo senso era molto motivato, cioè o cercava di, vedi qua, aspettate che metto fuori di camera, ha cercato di arrivare a creare qualcosa. Tu però eri molto delusa perché i suoi passi, no? Ha cercato anche di rammendare, di mettere un po' a posto la cosa, però l'hai visto partire. Sto Paolo, insomma, lui era pensieroso. Certo, non abbiamo tante indicazioni, Simone, non si sa se lui è sposato, se suo è libero. Insomma, questa storia d'amore nel passato sembra quasi che, anche se tu l'hai visto andare via, c'è stato un cambiamento. Diciamo che non sembra proprio partita col piede giusto, almeno le sibille fanno indicare così, proprio perché lui pensa, no? Ci ha ragionato su. E tu lo stai aspettando, tu stai aspettando questa storia d'amore con questo Paolo. Ti ricordo che io non so niente di te, quindi non so se sei sposato, sei stata sposata, single, hai figli e via dicendo. E non so neanche niente di lui. Però a livello sentimentale vedo che tu lo stai aspettando, vedi? Sei positiva. Ma vedo che lui è in uno stato quasi di solitudine, o tu di solitudine. Vedo che quest'uomo sembra quasi che se tu lo stai aspettando, lui è in una posizione quasi, non dico di funerale, però insomma sembra quasi che lui si senta solo. E la fortuna è in mezzo a due carte negative. O c'è qualcuno che ti vuole rubare il Paolo, o la fortuna ha girato la faccia, o ti hanno rubato questa fortuna. Comunque tu lo aspetti, ma le carte che riguardano lui sono veramente impegnative, sono veramente difficili. Infatti sembra che tutto sia bloccato. Lui però, vedi, c'è un blocco importante dovuto a una donna. Lui sembra che stia lavorando nella giusta direzione, o tu stai lavorando nella giusta direzione, ma c'è una donna
che sembra che vi stia per colpire o vi ha colpito. Quindi, no, capisci? Quindi la cosa, per un amore lungo e duraturo, io vedo che si è partiti un po' col piede sbagliato, sia perché lui ci sta pensando, sia perché ci sono delle situazioni avverse e qualcuno di nascosto, non so chi, ma presumo una donna, no? Vuole rubare questa felicità. Magari è una persona che conoscete entrambi, però ci parlate e avrete momenti di allegria con quest'uomo, con questo Paolo. Adesso la domanda era se c'è un amore duraturo. Diciamo che il travaglio è un travaglio difficile, pieno di blocchi, pieno di cose nascoste che magari non ti dice. Lui molto probabilmente si sente solo, abbandonato, no? E sarete attaccati da una donna, molto probabilmente, ci saranno dei problemi. Certo avrai dei momenti di allegria, di conversazione, no? Però l'importante è il finale. Vedi, giovane fanciulla, costanza, deliranti e vecchia signora. Sembra che ci sia una donna, io non so se è una figlia o una donna che lui anela, che è molto giovane, e poi vedo che tu vincerai su queste situazioni, però ci saranno i momenti difficili. Paolo vedo che chiaramente del 70 e tu sei del 79, quindi tu sei più giovane, molto probabilmente potresti essere tu in questa scena qua, e vediamo i deliranti. I deliranti sono sempre persone che dicono tutto il contrario di tutto, e la vecchia signora. Il finale sembra positivo, sembra che risolverai vari punti critici che si sono formati nel vostro cammino di incontro, vedi? Però diciamo che il futuro prossimo è veramente impegnativo, anche perché c'è una donna che effettivamente vi attaccherà. Attenzione, perché attualmente c'è qualcosa di nascosto che non vedi. Quindi, giovane fanciulla, tu che sei vincente, gente che dice tutto contro di tutto, e poi vediamo la vecchia signora che è sempre da capire che è una persona importante, potrebbe essere qualcuno che vi dà una mano, o potrebbe essere una persona, in questo caso qua, vedi, che dice qualcosa che non è realistico. Però io sono propenso a dire che tu sei, in un certo senso, Simona, vincitrice. Quindi il vostro percorso sentimentale molto probabilmente sarà un pochettino impegnativo, un po' pieno di domande, cioè grandi punti di domande, poche risposte, cose dette, non dette, cose nascoste. È un'evoluzione, non è sicuramente una cosa in cui, cioè in sintesi, il santo non vale la candela. Quindi Simona, stai attenta, perché nel futuro prossimo entrerà in scena una figura femminile che molto probabilmente non conosci, che vi attaccherà e vuole distruggere quello che avete costruito. Poi però vedo che da quel momento in avanti sicuramente ci sarà un miglioramento, però diciamo così, per il momento il santo non vale la candela. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi seguito. Sapete che domani sera ci passeremo insieme qualche minuto con il De Garda. Vi ringrazio di avermi seguito. Se volete un consulto, sapete benissimo che sono 20 euro 45 minuti, impagabili tramite PayPal. Il vostro Marietto vi ringrazia di avermi tenuto compagnia, e ci vediamo alla prossima live interattiva gratuita